rieccoci nella terza parte di Primus Inter Pares, è sempre appuntamento del mercoledì, gruppo TV7 come di consueto. Vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook e ogni volta ci facciamo l'autopubblicità al rientro della pubblicità, che gioco di parole. Ospite in questa terza parte una persona molto importante, perché vi darà dei consigli da seguire con molta attenzione, perché è come navigare nel web, le truffe nel web, quello che succede nelle grandi aziende tramite il web, praticamente l'informatica moderna, i danni che fa, e lui cercherà questa sera di chiarire davvero questa situazione. Il nostro ospite è il dottor Sergio Russo, dirigente della Polizia Postale del Veneto. Buonasera. Buonasera a lei. Ma fondamentalmente bene, stiamo attenti, mascherati, cerchiamo di evitare forme di contagio e quindi andiamo avanti. Anche se qui c'è una distanza considerevole, in modo. Sì. È giusto avere queste attenzioni, anche perché è un modo per far capire alle persone di usare la mascherina. Assolutamente. Io non la uso perché dopo la terza ora che sono qui a usare ancora la mascherina impazzisco, ma non perché non voglio usarla, perché ovviamente le ore che siamo qui sono moltissime. E senta, dottor Russo, cosa fa la Polizia Postale? Iniziamo da questo ragionamento con lei. Lei è quello che comanda il compartimento del Veneto per quanto riguarda la Polizia Postale. Cosa fa, parole povere, e perché si chiama Polizia Postale? Allora, la nostra funzione è una funzione, soprattutto in questo periodo sembra quasi una contraddizione, però è molto importante, perché col virus si sono accentuate naturalmente l'utilizzo degli strumenti informatici, no? Lo smart working quindi l'assenza dai posti di lavoro e il collegamento da remoto. La Polizia Postale delle Comunicazioni è un'istituzione della Polizia di Stato, è una specialità della Polizia di Stato. E perché postale? Adesso le spiego proprio anche da dove deriva postale. Diciamo, postale fa parte più della storia, mentre Polizia delle Comunicazioni è effettivamente l'argomento per cui siamo qua, no? Parlare agli utenti e come farli sentire sicuri quando sono sulla rete internet. E la Polizia Postale e delle Comunicazioni è una specialità, come dicevo, della Polizia Postale, che si occupa di garantire la sicurezza del web e garantire le comunicazioni che avvengono attraverso il web, e soprattutto garantire l'integrità e la sicurezza delle reti informatiche. Al giorno d'oggi, come lei può immaginare, ormai è tutto collegato tramite infrastrutture informatiche. Ormai si fa solo con quello, praticamente. Si fa tutto con l'informatica. E la nostra organizzazione, che è un'organizzazione nazionale, parte da Roma. C'è un servizio Polizia Postale che coordina le attività di tutti i compartimenti che sono dislocati in ogni capoluogo di regione di tutta Italia. Coordina quindi anche le attività del Veneto e del compartimento Veneto. Le nostre attività si suddividono essenzialmente, per poi entrare nello specifico, in 5 macro aree, che sono la protezione delle infrastrutture critiche, l'attività di contrasto al financial cybercrime, nel quale rientrano tutta una serie di truffe verso... Ecco, se magari usiamo una terminologia comprensibile ai nostri telespettatori. Beh sì, il financial cybercrime si può tradurre in crimine finanziario, praticamente, esatto, nel campo della moneta elettronica. E poi facciamo attività di contrasto al cyberterrorismo. E c'è un centro molto importante che coordina tutte le attività del territorio, anche per la lotta alla pedopornografia online, quindi tutto quello che riguarda la condivisione e la produzione di materiale illecito prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minorenni. E in ultimo diciamo, l'attività di reati postali. Faccio una breve chiosa sui reati postali, perché ecco perché ci chiamiamo postale, perché storicamente abbiamo una convenzione con l'ente poste che primariamente era un ente pubblico, adesso è privatizzato, però abbiamo una convenzione col quale ci facciamo, tra la specialità Polizia Postale e l'ente poste, una serie di servizi. Uno dei più importanti è quello della vigilanza che assicuriamo alle poste con le nostre pattuglie di polizia all'inizio di ogni mese, perché lei sa che vengono erogate le pensioni agli anziani negli uffici postali. In quel caso noi facciamo un servizio di vigilanza apposito per garantire che questo servizio venga svolto con la sicurezza.
l'altro giorno sul Corriere proprio c'era un servizio, una fotografia della polizia che andava a prendere una pensionata anziana proprio per dare sicurezza anche a prendere la pensione. Questa è la finalità di questo servizio, garantire le persone anziane nell'atto di riscossione della pensione. Allora andiamo con ordine, dottor Russo, perché ho tante, lei ha già messo tanto materiale da parlarne, tutto molto interessante. Io cerco di ovviamente dare un tempo televisivo a tutte le cose che lei mi ha chiesto. Quante persone lavorano in Veneto nella polizia postale? Allora, l'organizzazione veneta è strutturata in un centro che si chiama compartimento, che è a Mestre e che è dotato di circa 55-60 persone, e un ufficio in ogni provincia del Veneto. Bene. Che sommate a tutti quelli del compartimento sono circa un centinaio di persone. Senta, tutte queste persone che ci lavorano praticamente arrivano, si mettono vicino a un computer, lavorano esclusivamente nel computer, o fate anche indagini proprio nelle aziende, nelle persone, nelle case, oppure quello demandate a un altro tipo di polizia? Non so se mi sono spiegato bene. Il personale di cui è dotato il compartimento polizia postale del Veneto è altamente specializzato e fa indagini sia attraverso il computer, sia sui posti e nei luoghi dove avvengono determinati crimini informatici. Perfetto. Non dimentichiamo, e magari spero avremo tempo per parlarne, gli interventi che facciamo nelle scuole con i ragazzi e con gli adolescenti. Tutto, guarda, adesso abbiamo tutto. Io sono maleducato, la interrompo perché abbiamo io ho molte cose da chiederle e il tempo non è tantissimo sotto un profilo di spiegazione. Allora cominciamo con le aziende. Oggi aziende importanti ovviamente hanno il rischio di essere tramite il web ovviamente hackerate, uso questo termine, mi corregga se non è corretto come termine, e ovviamente nelle aziende ci sono degli interessi che vanno dai disegni, dalle strategie, di tant'altro, e quindi hanno sicuramente, avete molte richieste sotto questo profilo di sicurezza nelle aziende, di mantenere, di controllare, di prevenire che ciò non accada? Allora, nell'anno che stiamo vivendo, purtroppo il fenomeno della criminalità rivolta alle aziende è un fenomeno che ha avuto dei numeri importanti. Se vogliamo citare alcuni fatti di cronaca che riguardano alcune aziende della zona veneta, potremmo parlare di Luxottica, potremmo parlare di Geox, potremmo parlare di Carraro, che sono uscite come notizie sui giornali. Il fenomeno che cosa riguarda? Riguarda interessi finanziari verso queste aziende, ovvero sia questi gruppi criminali altamente specializzati. Cosa fanno? È la novità di quest'anno, no? La parola smart working nasce con il 2020, no? Le aziende, per evitare forme di contagio, hanno, diciamo, ampliato il loro perimetro informatico, perché hanno consentito a che i loro dipendenti, i loro dirigenti, i loro quadri, la loro struttura del personale lavorasse da casa per evitare forme di contagio. Ecco, lo smart working ha creato questo ampliamento del perimetro digitale, ovviamente così facendo hanno alzato la loro vulnerabilità. La loro vulnerabilità perché queste macchine da casa si possono collegare remoto alla struttura aziendale. Ecco, questo è un aspetto su cui noi abbiamo cercato di lavorare molto in quest'anno. Abbiamo cercato di approfondire l'aspetto della prevenzione di determinate tipologie di reati. In che modo? Lei deve sapere che noi a livello nazionale abbiamo un centro che si chiama CNAIPIC, che raccoglie tutta una serie di informazioni che noi condividiamo con le aziende per poter far sì che loro agiscano alzando i livelli di sicurezza delle loro strutture informatiche. Per capirci, viaggiano attraverso la polizia postale delle comunicazioni degli alert che sono le caratteristiche dei cosiddetti attacchi informatici, cioè le caratteristiche dei virus, le caratteristiche proprio delle forme criminali che si esplicano verso queste aziende. Ma per quale motivo, mi scusi dottor Russo, per quale motivo un criminale vuole entrare nell'azienda? Per ricattarlo? Per quale motivo? Allora, il fenomeno è il cosiddetto fenomeno dei ricatti o delle estorsioni digitali. Cosa succede? Viene studiata la struttura informatica di quell'azienda e viene diffuso su quella rete aziendale un virus informatico, visto che questa parola quest'anno è talmente inflazionata che ricorre anche nell'informatica. Un virus che cosa fa? È un virus che si chiama
ransomware. Ransomware è il combinato di due parole che sono ransom, riscatto, e ware è l'acronimo di software. È un software che infetta la struttura aziendale, la struttura informatica aziendale, il patrimonio informativo di quell'azienda, rendendo di fatto illeggibili, indisponibili i dati, criptandoli. Quindi la finalità di queste organizzazioni criminali qual è? È quella di rendere indisponibile il patrimonio informativo per poter chiedere un riscatto che viene pagato in Bitcoin. Naturalmente la nostra attività è proprio quella di far conoscere l'azienda. Il Bitcoin è una moneta reale che sta prendendo piede? No, il Bitcoin è una criptovaluta. Sì, è quasi una moneta, perché poi si può trasformare in moneta, no? Si può monetizzare, però il passaggio del pagamento del riscatto è un passaggio assolutamente virtuale di denaro, attenzione, sì, dobbiamo considerare che l'azienda deve procurarsi Bitcoin e riversare su un wallet, un portafoglio che viene indicato dagli attaccanti, dagli hacker. Bitcoin poi possono essere trasformati in denaro, in euro, in dollari, in tant'altro, perché poi li possono vendere, hanno un mercato che oggi è molto valorizzato, mi sembra di capire. Oppure... Assolutamente, il Bitcoin è una moneta altamente volubile e cambia e oscilla come valore. Siamo, penso, adesso non ho visto l'ordine di oggi, però siamo sui 5-6 mila euro a Bitcoin, e lei consideri che sì, la finalità dei criminali è quella di introitare Bitcoin per poi ovviamente monetizzarli attraverso del denaro liquido. Questo metodo di prendere di essere retribuito in Bitcoin vuol dire anche mascherare la persona fisica, cioè dire la polizia postale mondiale in questo caso non riuscirà mai a trovare la persona, il criminale che ha fatto questa operazione tramite questo passaggio tra Bitcoin e denaro, oppure riuscite a trovare anche la persona che commette questo fatto criminale? Esattamente come dice lei, è una forma di pagamento che rende più difficile il ritrovamento del beneficiario di questa somma. Complica molto l'indagine e l'indagine è un'indagine altamente tecnica. Per quanto riguarda, appunto, dicevo, gli alert, vengono condivisi a queste aziende e facciamo spesso anche incontri con loro per creare dei sistemi di sicurezza e prevenire questi attacchi. Quando si aggira, mi scusi dottor Russo, un ricatto, io prendo l'azienda tot, li hackero tutto il servizio informatico e gli dico se lo rivolete dovete darmi quanto può valere oggi sul mercato questa truffa, questa criminalità che usano i criminali, che uso di parole. Guardi, nell'anno in corso si è verificata una sorta di cambiamento, di ulteriore specializzazione di questa forma di criminalità, perché stanno cercando degli obiettivi che sono più appetibili, stanno cercando degli obiettivi che possono fruttare di più come riscatto, perché lei capisce che attaccare una piccola impresa artigianale non è come attaccare una grossa azienda che fattura, multinazionale, che ha 6.000 dipendenti e che fattura milioni di euro l'anno. Ecco, questo ulteriore step criminale, questo ulteriore innalzamento del livello fa sì che loro entrano nei sistemi, li studiano, creano un virus apposta e quindi rendono veramente insidiosa la loro minaccia. E abbiamo avuto richieste di riscatto che possono essere andate da alcuni bitcoin anche per trasformarli in euro anche a 50, 60, 70 mila euro di riscatto. E su questo fenomeno ovviamente purtroppo il Covid ha dato loro una mano, perché, come dicevo all'inizio, si sono informatizzate, appunto, creando forme di smart working. E come può un'azienda evitare che accada questo? Fare un duplicato di software, di archiviare i propri segreti in un altro... Come può fare per evitare un'azienda? Ecco, è esattamente una delle misure dei suggerimenti, delle misure di prevenzione che noi dettiamo loro. Intanto ovviamente fare particolare attenzione ai loro sistemi di sicurezza e quindi alla cyber security interna, ma dall'altro lato la criptazione dei dati può essere ovviata, quindi il non avere danno può essere ovviato appunto creando dei sistemi di backup dei dati riservati e soprattutto tutelati, non devono essere ovviamente a disposizione dell'attaccante.
Anche su questo ci sono dei sistemi particolari che loro in molti casi sono stati adottati. Vorrei far presente che questa forma di tutela verso le infrastrutture critiche si rivolge non solo ad aziende del settore privato, adesso abbiamo parlato di nomi privati, ma anche quelle pubbliche, soprattutto nel settore della sanità. E a chi chiedono il riscatto lì? Chiedono anche lì il riscatto, certo. A chi lo chiedono? Al governo, cioè, o alla regione, non lo so. Guardi, nel caso di quello che è capitato alle strutture di carattere sanitario, che sono quelle state più attaccate, poi lei può immaginare in un'emergenza sanitaria come la nostra, rendere inservibile un servizio sanitario è un grosso problema. È un dramma. È un dramma, è proprio un dramma. Sì, le chiedono alla figura del direttore generale, che è colui che gestisce. E voi come polizia postale consigliate di non pagare? Cosa consigliate? Con la polizia postale arriva questa denuncia, siamo stati hackerati, ci hanno chiesto il riscatto. La polizia postale cosa dice? No, voi non dovete pagarlo? Cosa dice? Non si deve pagare, perché intanto, per prima cosa, bisogna dire che il pagamento non garantisce ed assicura il rientro in possesso dei propri dati. Quindi il pagare potrebbe innescare invece un processo continuativo di richieste di riscatto, perché queste persone non è che ti danno... Ma se questa azienda è per esempio prendiamo la sanità, ha hackerato delle notizie o delle informazioni che possono salvare la vita delle persone, la polizia postale non riesce a trovare l'R e non riesce a capire dove è stato rubato e dove sono questi criminali, cosa fa la sanità? Deve farne un altro, ci vuole un tempo tecnico a discapito ovviamente degli utenti. Cosa può fare la polizia postale? Cosa può fare ovviamente in questo caso la sanità presa come sanità in toto? Una delle esperienze che mi è capitato di affrontare può essere quella di studiare bene il virus, vedere come ha criptato i dati e come si possono andare a recuperare da un punto di vista tecnico, perché la criptazione che viene fatta può venire fatta per esempio criptando i dati presenti, ma i dati che erano prima in chiaro magari vengono messi in una posizione dello stesso hard disk e possono essere recuperati. Quindi facciamo anche uno studio tecnico per vedere se è possibile recuperare quelle informazioni. Ma senta, dottor Russo, ci sono proprio dei criminali e delle aziende criminali che, come viene fatto come si può dire, il servizio sotto un profilo di informativo, cioè l'azienda si fa tutto il suo schema, tutti i suoi passaggi, come lavorare in internet, cerco di semplificare, le faccio domande in modo che la gente capisca, cioè io mi faccio la mia bella app, mi faccio tutto quello che serve per tutelare l'azienda sotto un profilo di web, e c'è chi invece studia come entrare in quel web e portarmi via il tutto, cioè c'è un'organizzazione criminale che riesce a fare delle agenzie. Chi organizza questi servizi per andare a derubare altri servizi? Lei deve considerare che intanto è un campo molto che... Tecnicamente non saprei come formulare la domanda in modo corretto, però credo di essere stato chiaro. Ho capito quello che lei dice. Allora consideriamo che ormai la criminalità informatica è uno strumento molto appetibile perché si hanno importanti guadagni. C'è proprio un settore della criminalità che è altamente specializzato, e introduciamo questo concetto. Noi abbiamo avuto modo di verificarlo, che c'è questo tipo di crimine viene proprio vissuto come detto in inglese crime as a service, cioè vengono venduti questi servizi sulla rete. Lei deve sapere che c'è una rete. Ma c'è proprio un'azienda che ricostruisce questi... Un'azienda criminale, un gruppo criminale inteso in questo senso, la parola azienda inteso come gruppo criminale. Dottor Russo, per organizzare queste aziende criminali sono singoli soggetti o sono proprio organizzazioni vere e proprie che hanno il loro ufficio con 5-6 computer e che organizzano appunto come si dice, il web, come si dice sotto un profilo informatico, per andare a scoprire e a derubare, ovviamente ad hackerare altre informazioni su altre aziende? Cioè c'è proprio un'azienda che lavora e costruisce questo? Noi riteniamo che queste aziende... E se è mai stata scoperta, tanto per capirci. Noi riteniamo che queste aziende siano delle aziende virtuali, ovvero sia, ripeto, gruppi di persone altamente specializzate che utilizzano il web. Lei deve sapere che c'è una parte del web che viene chiamata dark web, dove ci sono dei punti di ritrovo e di vendita di questi prodotti che si chiamano dark market,
nel quale vengono venduti software per fare queste cose, vengono venduto know-how proprio, vero e proprio, viene spiegato come fare ad attaccare un'azienda, oppure viene venduto il servizio, cioè io ti infetto quell'azienda per avere il pagamento del riscatto. Ecco, queste sono le nuove forme criminali, però, molto pericolose. Ho la pubblicità poi, però dottor Russo, io voglio acquistare da questa azienda criminale virtuale o una grossa azienda questo meccanismo per poter derubare un'azienda. Vado su un dark market, devo andare pago con la criptovaluta. Un negozio virtuale, sono dei veri e propri negozi virtuali però sulla rete. Tu non sai chi c'è di là. E non si possono smascherare questi negozi virtuali. Questo fa parte della nostra attività, è un'attività molto complessa che, ripeto, riguarda appunto il cosiddetto darknet, la cosiddetta rete nascosta, rete deep web, la rete profonda, quella che non è facile da trovare e viene utilizzata prevalentemente per questi scopi. Io credo che sia opportuno che la gente conosca anche questi fenomeni, perché bisogna sapersi difendere anche da queste strutture molto complicate e specialistiche che hanno avuto, soprattutto nell'ultimo anno, degli incrementi importanti. Abbiamo dei numeri molto alti rispetto agli anni precedenti. Quindi è un fenomeno che è purtroppo in crescita. Andiamo in pubblicità, poi parleremo di pedopornografia, che è un altro fatto grave che succede nel web. A tra poco.